chiedo gentilmente a Simona Nazzoni di attendere un istante perché Rosanna Marco Dopido farà una comunicazione al congresso. Dunque, abbiamo avuto la richiesta di prendere la parola da parte di alcune donne esponenti di partiti. Noi come segreteria del congresso abbiamo stabilito che la parola l'avremmo data alle donne delle associazioni e non a loro. Questo non vorremmo che sia letto come una inimicizia nei confronti delle donne dei partiti, con le quali pensiamo che debbano essere messe in piedi delle relazioni politiche corrette. Fatemi finire di parlare. Chiedo che venga lasciata la parola a Rosanna Marco Dopido finché finirà di parlare. Abbiamo fatto questa scelta può essere contestata, però abbiamo fatto questa scelta perché sono arrivate queste richieste e abbiamo già detto no ad alcune stamattina. Questo è il problema. C'erano anche quelle del Movimento 5 Stelle che in quanto partito volevano intervenire. Noi abbiamo pensato bene di dare il massimo del tempo al movimento delle donne oggi. Le relazioni, perché di tempo ne abbiamo poco, va bene? E noi speriamo che si vada ad una relazione corretta nel quotidiano con tutte le donne di tutti i partiti. Noi abbiamo, le relazioni si costruiscono nel quotidiano, abbiamo depositato una legge di iniziativa popolare, nessuna di loro l'ha presa in mano. No. Allora, il dibattito non è aperto. Le relazioni politiche vanno costruite per bene nella pratica politica quotidiana. Noi ringraziamo e siamo loro grate alle donne dei partiti che vorranno ascoltarci, ma oggi la parola è alle donne del movimento. Di capire il perché non lasciamo la parola, perché si creerebbe un contraddittorio che questa mattina non prevede, come dire. La mattinata è dedicata alle donne che vogliono con noi costruire un percorso politico, a loro stiamo dando lo spazio che ci hanno richiesto e che è loro dovuto.